Quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, e bada ben che non si bagna, che la voglio regalare. Ci piace giocare, facciamo le maracale quando bisticciamo, ti stringo la faccia e ti metto la mano sul cuore e sorridiamo quando ti arrabbi, è una faccia dolcissima. Siamo due scemi e sì che mi piace alla follia, che fai quelle facce e mi tieni il broncio, oh, se ti tolgo il trucco, oh, ma lo sai che sei ancora più bella contro di notte, e luci si spengono, i quali si bruciano e fanno le scintille della città. Quando sei arrivato ti stavo aspettando con due occhi più grandi del mondo, quante stelle ci girano intorno, se mi porti a ballare labbra rossa Coca-Cola, dimmi un segreto all'orecchio stasera, hai risolto un bel problema e va bene così, ma poi me ne restano mille. Dimmi se sogni vero un pistoletto, sai già dove mirare, amore criminale. Vogliamo cominciare così, amici di Telefriuli, vogliamo cominciare così, in musica, questa notte che ci accompagnerà al termine del 2021 per entrare poi nel 2022. Anche quest'anno una puntata speciale di 10-100.000 per passare insieme a voi questo Capodanno che stiamo davvero attendendo davvero con tanta e tanta gioia. Tanta musica, tanti ospiti. Io inizierei subito. Innanzitutto ringraziamo Paolo Angelini e Roger Rambla, saranno loro che cureranno la colonna sonora, perché questo studio per qualche istante diventerà una vera e propria discoteca. Siete a casa, siete in tanti a casa, lo sappiamo, bene, potrete alzare il volume di televisione e magari ballare proprio voi che siete in famiglia e ascoltare della buona musica. Insieme ovviamente a Daniele Bellotto. Un applauso per Daniele. Ma non solo. Siamo riusciti in tribuna a mettere qualcuno rispettando sempre le norme. Marisa Benes, Club Diamante FVG. Più tardi ci verranno a trovare i suoi ballerini. E poi, ma può mancare Sdrindule? Assolutamente no. Un applauso anche per Sdrindule. Ciao bella gente, ciao! E poi colei che controlla un po' tutto quanto, che Paola Rizzotti, agenziamodashow.it. Poi la prossima ospite ve la presento dopo perché sarà protagonista subito su questo palcoscenico, ma vi anticipo che avremo René Magic Illusionist su questo palco che ci porterà nel mondo della magia, e poi con noi due ospiti, perché insomma Telefriuli quest'anno ha dato tanto spazio a Miss Italia, e con noi ci saranno Erika Rebellato, Miss Sport Friuli Venezia Giulia, ed Elisa Molettieri, Miss Friuli Venezia Giulia, saranno ospiti in trasmissione. Ovviamente noi, l'applauso va benissimo. Ovviamente noi vogliamo cercare di rispettare tutte quelle che sono normative, quindi in studio entreranno le persone, si alterneranno per mantenere gli spazi come è doveroso fare. Bene, abbiamo detto tanta musica, non vi ho presentato un ospite, non mi sono dimenticato di lei perché la ascoltiamo subito. Erika B. Buonasera Erika, il titolo della canzone che ci presenti? You Give Love a Bad Name di Bon Jovi. Poi la conosceremo meglio, ma intanto andiamo con l'esibizione, vai! Shot to the heart and you're to blame. Darling, you give love a bad name. An angel's smile is what you say. You promised me heaven that put me through hell. Chains of love go on me. When passion's a prison, you can't break free. Oh, your loving gun. Yeah. Oh, there's no way to run. No one could save me, the damage is done. Shot to the heart and you're to blame. You give love a bad name. I play my part and you play your game. You give love a bad name. You give love a bad name.
your fingertips. A schoolboy dream, you act so shy. Your very first kiss was your first kiss goodbye. Oh, your loving gun. Yeah. Oh, there's no way to run. No one can save me. The damage is done. Shot to the heart, and you're to blame. You give love a bad name. I play my part, and you play your game. You give love a bad name. You give love. Oh, shot to the heart, and you're to blame. You give love a bad name. I play my part, and you play your game. You give love a bad name. Shot to the heart, and you're to blame. You give love a bad name. I play my part, and you play your game. You give love a bad name. You give love. You give love. You give love. You give love a bad name, bad name. You give love. You give love a bad name. Grazie. Erika B con noi. Grazie. Dopo avremo modo di conoscerti meglio, voglio però ricordare che tu sei stata tra le protagoniste quest'estate delle selezioni di Miss Italia, sei stata ospite in tanti eventi, poi magari ne parleremo Certo. di più con te, adesso la lasciamo riposare. Grazie, Erika B con noi. Grazie. Bene, 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 allora noi siamo... Meno 10, meno 9, preparate le trombette, ci siamo quasi, è mezzanotte, meno 5, meno 4, meno 2, meno 1, sì, come no, 3, pronti, no, ho sbagliato? No, No, io ormai ho capito, cioè... mi siedo. Sono passati 10 minuti, ho già perso il controllo. Io l'ho detto che con loro sarebbe stato un pochino complicato. Sì, beh, insomma. Io l'avevo detto 10, 9, 8, 7, 6. Ho detto 10. È vero che non vediamo l'ora che finisca il 2021, io su questo sono d'accordo con te, però Dio, come va a voi laggiù in console? Vai, un po' di musica. Un minuto senza te. Loro ci stanno facendo ascoltare i grandi successi di questo 2021, vedi Daniele? Vorrei fermare il tempo, donarti qui l'eterno, raccogliere una lacrima per poi curare un fiore. Vorrei ballare in mezzo a questa strada insieme a te, baciarti sotto la pioggia e stringerti un'altra volta. E poi c'è questa cosa così particolare, io non dico nulla, vi dico solo René Magic Illusionist. A voi!
applauso. René, anche quest'anno c'è tornato, torna in scena René, è tornato a trovarci anche quest'anno, l'anno scorso era stato particolarmente apprezzato con i suoi numeri, tra l'altro ne ha preparati ancora un paio davvero straordinari, ma ovviamente non vogliamo togliervi la sorpresa. Io adesso sapete cosa farei? È la puntata speciale 10-100.000 Capodanno e ovviamente non può mancare la pubblicità. Pubblicità, state con noi, torniamo subito. Che non si bagna che la voglio regalare, che non si bagna che la voglio regalare. E rieccoci, vai Paolo Angelini, Roger. Continuiamo questa cavalcata nei grandi successi del 2021 in attesa dello scoccare della mezzanotte. Mi sembra di essere un vocalist. Ritorniamo indietro nel tempo. Bravi! L'avevo detto, questa è una trasmissione che voi potete guardare o anche solo ascoltare. Permettetemi anche di fare un saluto ad alcuni amici che sono legati a 10-100.000, questa è la serie di Capodanno, sapete che magari chi ha impegni di lavoro, insomma ci sono delle cose che magari ti possono tenere lontano da questa trasmissione, ma vorrei salutare Gianmarco De Michelis, facciamo un applauso al DJ Gianmarco che tra l'altro... Ecco, lui che qualche tempo fa, nel 99, trovò la sigla di Topo Gigio, quindi Gianmarco sei impegnato in montaggio, lui ha detto che a Cortina è impegnato a lavorare. Chissà se è vero che è a lavorare o se è a divertirsi, ma vogliamo credere che sta lavorando. Ciao Gianmarco, e anche all'amico Livio Commisso, il nostro grafico, anche lui non poteva essere presente qui con noi, ma lo salutiamo e lo ringraziamo. Bene, Erika. Sei piaciuta, ti hanno fatto tutti gli applausi, noi non avevamo dubbi visto che abbiamo condiviso l'estate insieme a te in tante serate di Miss Italia. Grazie. Erika B, di dove sei innanzitutto? Io sono nata a Buttrio, però adesso abito a Udine. Come nasce la tua passione per il canto? E ho iniziato a cantare a 7 anni nel coro del paese, come spesso succede, e poi da lì la passione è cresciuta sempre di più, ho iniziato a prendere lezioni, a suonare il pianoforte, a fare anche musical. Così. Senti, ti ascolteremo un paio di canzoni ovviamente che tu hai scelto nel tuo repertorio, ma generi musicali che preferisci? Il pop sicuramente, il rock classico e il pop punk. Ah, quindi ti spingi anche un pochino Sì. oltre, perfetto. Questo è molto, molto interessante. L'artista che preferisci, se ce n'è uno o più di uno, che preferisci o al quale ti ispiri? Ce ne sono tanti, però in assoluto la mia fonte di ispirazione è Lady Gaga. Ah, Lady Gaga, ok. Adesso invece avremo un altro artista su questo palco che non so se ti ispirerà, visto che non fa propriamente il cantante come lo fai tu, però nel suo repertorio ha delle bellissime poesie, delle storie straordinarie, delle straordinarie racconti comici, perché non sono barzellette le sue, sono racconti di comicità, e anche delle belle canzoni, perché non può mancare a 10-100.000 speciale Capodanno, Sdrindule, insieme a Daniele Bellotto. Sdrindule, io devo andarmene per motivi di distanziamento. Cosa fai così? Tira giù. Conosci il Pfizer? Sì, il vaccino, Esatto. Come no? Quella ditta lì fa anche il Viagra. Ok, ho a me capito. si sono sbagliati. Vabbè, dai, non sta a dirmi che ti hanno iniettato il Viagra. Adesso devi star così quanto? Non so, vediamo. Per 6 mesi. Speriamo bene. Fino al richiamo. Vabbè, dai. Ciao bella gente! Come siamo? Ultimo giorno dell'anno. Io non vedo l'ora che finisca. Che sei stufo con questo Covid. Sì. Devo salutare però, prima di tutto, i miei 2 nipotini, la Sofia e Fabio, perché la Sofia ha 2 anni e io non posso telefonare, non posso guardare il telegiornale, mai, perché lei c'ha il suo, lei deve vedere, velo qua che ce l'ho, il mio dramma, Bing, il mio dramma, colpa sua, mi sogno di lui anche di notte. Sono i tempi moderni. È
è il prezzo che devi pagare per essere nonno, no? E quindi Sì, sono un nonno felice però, Sì, per sì, adesso. sì. Vabbè. Dopo vedremo. Già l'ha tutta la pensione, ma non importa. pazienza. Va bene cari, che l'anno nuovo vi porti tanta salute, tanta serenità. Abbiamo chiesto anche a Gesù Bambino Sì, che ci aiuti, vero? Ma lo facciamo cantando, no? Sì, se vuoi io canto con te. Sì, guarda, volentieri, ti do il microfono come al solito, ecco questo qui Sì. disinfettato. Facciamo una piccola canzoncina. Sì, un piccolo pensiero, un regalo, un augurio anche se si vuole, no? Sì, dedicato a tutte le persone, a tutti gli amici e i nemici, tutti. Tutti. Senti. Il monta in fieste, le nasciut il bambino, signor, di brevin bisogni di pace, amor. Fas tu che regala le di Cashman, basta Covid, dammi un tic di salute e un po' d'amore, grazie. Siamo in pochi, ma senti che applausi! Te lo faccio Senti che anch'io! applausi! Pensate, sta canzone è stata scritta da Sdrindule Nel 1940. 40, proprio No, 46, dopo la guerra. sì, quando Rosy Bindi andava a scuola con Andreotti. Erano in classe assieme in quel periodo. Tu dovevi dire la cagata Sì, del no. giorno. Vabbè. Sentite, intanto vi porto i saluti anche di Fritz, Sì. di Camporosso, della Frizza, sua moglie, che ha avuto diversi problemi quest'anno. Intanto è tornata tutta con una muse, con una faccia così, dal dentista è tornata. Come mai, scusa? Fritz, Così. anche lui gli ha chiesto come mai, in che stati che sei, e lei ha detto ho tolto 2 denti. E Fritz ha detto ma non te ne faceva male solo uno? Sì, ma il dentista non aveva il resto da darmi. L'hanno beccata sulla ferrata, sai la ferrata, quella strada? Sì, quella dritta. Sì, che lì c'è il limite di 70. Sì. E lei andava a 110. E l'ha fermata il carabiniere e gli ha detto signora, lei ha superato i 70. E lei ha detto deve essere il cappellino nuovo che mi invecchia. Può essere, sì. A una così cosa gli rispondi? Cioè, va bene. Cosa devi dirgli? Cosa devi dirgli? Niente. Se dimostra più di 70, niente. Sono le mie fans quelle. Sì. Che devi aver fan per attaccarle. Quelle è fuori discussione. Brava, ma adesso ho trovato il Il sistema che 2 o 3 vaccini al colpo. vai così. Intanto mi ha fatto ridere anche me perché Fritz è uscito dal supermercato. Cerca la macchina, non c'è, dov'è la macchina? Insomma, chiama la sicurezza, mi hanno fregato la macchina. Oh Madonna! Allora chiama i carabinieri. Pronto, qui Gargiulo ha puntato. Che colore ha la macchina? Grigia. Che tipo di macchina è? Una Panda 4x4. La targa? Mi dica la targa, AF 312 SP. Va bene, combiniamo noi. Prende il telefonino, Fritz chiama la Frizza. Frizza, ti prego, mi hanno fregato la macchina, vieni a prendermi. Ma va là, sei proprio mona, si vede che l'età ti ha rimbambito. Se ti avevo accompagnato io al supermercato. Appena i carabinieri mi mollano, vengo a prenderti. Ti è piaciuta? Proprio una gran bella coppia, sì. In tutto il tempo del Covid Sì. abbiamo cercato con qualche video, qualcosa, di tirare sul morale alla gente. Certo. Sì. Sì. E speriamo che quando sorridi dimentichi tutte
tutti i problemi che uno ha. La risata è un antibiotico senza effetti collaterali. Potete assumerlo in qualsiasi momento e vedrete che starete meglio. Sdrindule, dimmi qualcosa di bello. Vuoi una frase bella? Sì, guarda, mi dici che cosa diceva tuo nonno? Tuo nonno, cos'è che diceva a proposito dell'amore, dell'amicizia, dei sentimenti, del rispetto? Diceva e aveva ragione. A proposito. Perché i più bei regali sotto l'albero sono quelli che non si possono incartare, come l'amicizia, l'amore, il rispetto, la dignità. Ecco, quelli sono i più bei regali. Una bella frase. Guarda che mi sono... devo raccontare, perché anche Fritz adesso ha detto, è andato a Trieste, voleva mangiare una pasta asciutta con le vongole. Ha ordinato una pasta asciutta con le vongole, Triestini, cameriere, gli ha portato la pasta asciutta e Fritz ha detto: non c'è nemmeno una vongola dentro nei gusci. E il Triestin: la senta, bonamo, anche la torta della nonna non ha la nonna dentro. Sì. Aspetta. E Fritz ha detto: forse ha ragione lei, perché anche gli spaghetti alla puttanesca non hanno sua sorella dentro. Sì, sono contento. Vai, via, Vado via. scappa. Scappo. Bene, allora, ho solo da darvi un'anticipazione di quello che accadrà più tardi. Abbiamo due ospiti con noi, che ve le presento subito. Iniziamo con Elisa Molettieri, Miss Friuli Venezia Giulia e Miss Telefriuli. Prego Elisa, con la mascherina puoi stare qui. E poi Miss Sport Friuli Venezia Giulia, finalista Miss Italia 2021, Erika Rebelato. Direte, due Miss con la mascherina? Certo, qui per mantenere distanza bisogna fare questo. Le volete vedere senza la mascherina? Un po' di pubblicità e poi le conosceremo. Pubblicità! Che non si bagna che la voglio regalare, che non si bagna che la voglio regalare. Don't be shy, take it back to nature. We got a sky that goes for miles and all the stars for later. Baby, close your eyes. If we took a holiday, imagine us. Grazie Paolo Angelini, grazie a Roger ovviamente. Avevamo lasciato prima della pubblicità con due nostre ospiti, adesso io congederei l'Elisa perché non possiamo stare in troppi su questo palco. Grazie Elisa, noi ci vediamo più tardi. E a questo punto Erika Rebelato, Miss Sport Friuli Venezia Giulia. Puoi toglierti la mascherina, adesso siamo sufficientemente distanti. Allora Erika, tu hai passato le prefinali di Miss Italia, sei stata ospite alle finali di Miss Italia a Venezia. Lo sapete tutti probabilmente che Miss Italia è stata interrotta a causa Covid. Patrizia Miligliani ha giustamente preso la decisione di sospendere tutto visto quello che stava accadendo, però tu Erika l'esperienza di una prima parte di prefinale di Miss Italia e finale l'hai fatta. Come è andata? Stagione, possiamo chiamarla. Esatto, come è andata? Mi è piaciuto tantissimo, mi sono divertita tantissimo, è stato veramente tanto emozionante, un'esperienza nuovissima. E non vedo l'ora di tornare, quindi speriamo che questo 2022 ci porti fortuna. Insomma, si parla già ovviamente di trovare la data più consona quando passerà questo momento di emergenza, dove potervi ritrovare tutti insieme eventi e poter condividere questa esperienza. Da dire anche che comunque molto lavoro in quei giorni è stato fatto, tra l'altro sulla piattaforma Elbiz è già possibile vedere i primi filmati che avete fatto, quindi c'è un lungo percorso. Tra l'altro voi che seguite Telefriuli lo sapete perché insomma Erika è stata ospite della direttrice Alessandra Salvatori in una bella trasmissione a lei dedicata dove abbiamo raccontato un po' quello che sarebbe accaduto. Cosa ricordi invece dell'impatto alle prefinali? Quindi tu sei arrivata alle prefinali di Miss Italia con la tua fascia, ti sei trovata in mezzo a 180-200 ragazze più o meno. Qual è stato il tuo impatto? Ero
molto emozionata. Diciamo che non avevo grandi aspettative, nel senso avevo deciso di vivermela un po' come un gioco. Quindi se va bene, bene, altrimenti non importa, ero arrivata comunque fino alle prefinali, che era un ottimo traguardo. E quindi poi c'è stata la sorpresa finale della finale, effettivamente, che è stata un'emozione enorme, insomma. Io tra l'altro, alcune immagini, ricordiamo che tu hai vinto a Lignano Sabbiadoro in occasione della manifestazione Lignani in Moda, in Beach Arena a Lignano Sabbiadoro, tra l'altro ci sono delle immagini su GD Ferro Team, ringraziamo Mario Bonesi per alcune immagini che ci ha offerto proprio per far vedere il momento delle premiazioni, il momento del tuo passaggio. Nel momento in cui tieni vicinissimo il microfono, tanto poi c'è Paola Rizzotti è dietro le quinte che sta un po' coordinando tutto, compreso anche l'igienizzazione dei microfoni. L'avete notato? Lei è attentissima a queste cose, quindi ha preso anche questo compito, oltre a tenere i tempi e controllare un po' tutto quanto. Poi parleremo anche con Paola. Invece il momento della premiazione, quando ti sei resa conto a Lignano, su quel palco così importante, di aver vinto il titolo di Miss Sport, titolo che ti avrebbe portato alle prefinali di Miss Italia. Devo dire che era anche la prima volta che un titolo poteva dare accesso di questa stagione alle prefinali, e quindi non mi aspettavo che fosse appunto il primo giorno, il mio giorno tra virgolette, e quindi è stata tutta un'emozione. Un po' Miss Italia è un'emozione grandissima che chi non la vive non riesce a provarla. Quindi quando la vivi sai veramente cos'è. Li consiglieresti alle ragazze che ci ascoltano? Assolutamente sì. Anzi. Una cosa da fare, una cosa da fare. Senti, io innanzitutto ti ringrazio. Cosa Grazie fai tu nella vita? Nella vita io sono una studentessa di Scienze Tecniche del Turismo Culturale e nel frattempo lavoro come modella, che diciamo è il mio hobby preferito. Di dove sei, che non l'abbiamo detto? Abito a Camino al Tagliamento, che è in provincia di Udine. Lo sappiamo, lo sappiamo. Grazie Erika Rebellato. Grazie mille a voi. Miss Sport Friuli Venezia Giulia. Andiamo ancora con un po' di musica, dai, andiamo con un po' di musica con Paola e Roger, dai, intanto prepariamo la nostra prossima ospite. Tu non fermarmi se capita, lo sai che il mare mi agita, ti canterò di quelle notti ad Oriente, di quella luna che danzava tra i bazar. Dimmi cos'è. In attesa della mezzanotte. Daniele non fa più il conto alla rovescia, è arrivato Sdrindule, gli ha fatto anche dimenticare i numeri. Ti ricordi, vero, come si fa il conto alla rovescia? Sì, il conto sì. Meno 10, meno 9, meno 1, è andato. Sapete qual è il bello di questa? Sì. Basta, no, poi ci chiedono l'aumento. No, prima facevi un commento. No, ho notato che sono carine con la mascherina, ma senza, sono molto meglio, neanche da mettere Sdrindule a confronto. Quasi Sdrindule che abbia la mascherina o meno, quello resta, insomma. Guardalo. Sapete, noi speriamo di far arrivare a casa vostra quello che noi stiamo facendo qui dentro. Noi veramente ci rendiamo conto che siamo un gruppo di amici che abbiamo deciso di trascorrere insieme a voi questa ultima notte del 2021 in attesa della mezzanotte per entrare nel 2022, e credo che questo spirito riusciamo anche a farlo passare a voi a casa. Questa è la cosa che a me fa più piacere. Però le nostre ospiti non sono finite, perché abbiamo Miss Sport Friuli Venezia Giulia, ma abbiamo anche colei che ha il titolo di Miss Telefriuli e soprattutto il titolo di Miss Friuli Venezia Giulia, Elisa Molettieri. Orgogliosamente indossa la fascia di Miss Friuli Venezia Giulia, ma altrettanto orgogliosamente tiene nel braccio la fascia di Miss Telefriuli. Elisa, come stiamo? Tutto bene, grazie. Tutto bene? Sì. Senti, tu sei stata protagonista della finale di Miss Friuli Venezia Giulia, tra l'altro trasmessa in diretta qui su Telefriuli in Piazza Libertà a Udine in occasione di Friuli Doc, quindi un evento importantissimo all'interno di un evento altrettanto importante riconosciuto a livello internazionale che è Friuli Doc. Cosa hai provato nel momento in cui io ho dato il tuo nominativo come vincitrice del titolo? Qual è stata l'emozione che hai sentito? Beh, sicuramente un'emozione fortissima, ero molto contenta, però anche non me l'aspettavo. Anche perché fino all'ultimo momento, che poi avevo molta ansia anche, sono davvero rimasta sorpresa, però anche contenta perché appunto era Udine, la mia città, e
quindi sì, contentissima. Esatto, ti stavo chiedendo infatti di dove sei, raccontaci un po' di te, quanti anni hai, di dove sei, cosa fai nella vita? Allora, ho 21 anni, vivo a Udine e sono studentessa di economia all'Università di Udine e insegno ginnastica artistica come lavoro. Senti, c'è una cosa che mi ha colpito nella tua scheda che hai fatto personale, che a te piace scrivere, da quando sei giovanissima, poco più che bambina. Sì, diciamo che è una cosa che ho iniziato da piccola. Ho iniziato con i primi diari, scrivendo i miei pensieri, tutto ciò che mi veniva e mi passava per la testa. Poi diciamo col tempo l'ho coltivata perché ho visto che mi piaceva, era una valvola di sfogo e adesso ancora mi capita appunto di scrivere nel tempo libero che ho. Cosa scrivi? Tuoi racconti, romanzi, cose legate alla tua vita personale, privata? Un po' di tutto, come sempre pensieri o quello che mi succede, ma anche ho provato racconti, varie cose. Cioè io penso sempre che comunque nel futuro scriverò un libro, non so bene quando, come e perché, però me lo sento, quindi c'è una cosa che comunque voglio fare che spero che si avvererà, ecco. Guarda che è una passione molto molto interessante, non è comune, quindi mi raccomando, ecco, io parlo a nome dell'emittente che ci ospita, se un giorno farai questo libro ovviamente devi venire a presentare Spero, qui certo, in anteprima, ecco, io mi permetto in questo momento di accollarmi questa decisione, ma sono sicuro che chi è dall'altra parte, anzi io vorrei ringraziare Media Friuli, Alfonso Di Leva, l'amministratore delegato, Alessandra Salvatori, il direttore, facciamo un applauso anche a loro. Se farai questo romanzo dovrai venirlo a presentare. Ok, spero, certo. Un autore che ti piace in maniera particolare? Ma in realtà ne ho tanti, solo che vorrei trovare il mio stile e dare la mia impronta, quindi preferisco appunto rimanere originale, diciamo, in questa cosa. Tu pensa che malgrado tutto, io vedo Paola ancora si emoziona a sentirvi parlare quando siete sul palco, perché poi queste sono le ragazze di Miss Italia, le ragazze che piacciono a noi e siamo davvero orgogliosi di queste ragazze che hanno rappresentato la nostra regione alle prefinali e alla finale di Miss Italia. Elisa Molettieri, Miss Friuli Venezia Giulia e Miss Tele Friuli. Falla vedere bene la fascia, perché anche questa ha la sua importanza. Lei è arrivata alla finale di Miss Friuli Venezia Giulia proprio grazie alla fascia che ha vinto qui a Tele Friuli. Grazie Elisa, grazie. Bene. Siamo pronti per vedere anche un ballo? Perché insomma, Marisa Benes e il Club Diamante FVG non può mancare a 10-100.000. Marisa Benes, arriva il microfono. Lontana da me Marisa, lontana da me. Poi dovremo, lo dico anche alla regia, allargarci e lasciare lo spazio per i ballerini. Quindi a un certo punto io e Marisa ci divideremo. Marisa, buonasera innanzitutto e buona fine anno, perché insomma si avvicina la mezzanotte, quindi cominciamo a dire buona fine anno e poi avremo anche il modo di augurarci il buon anno. Club Diamante FVG. Alla fine di questo 2021, quindi il nostro augurio, diciamo, da ballerini è quello di divertirsi, di poter di nuovo tornare nelle discoteche, nelle sale da ballo, a muoverci con il ritmo che questi grandi suonatori ci fanno sentire questa sera, no? Con una certa discrezione, diciamo. Invece noi vogliamo saltare e ballare. E la ballerina che vi presento è una ragazza eccezionale perché balla da quando aveva 4 anni, forse prima. Elisa è stata campionessa italiana più volte, adesso si divide fra il Club Diamante, che io ho l'onore di dirigere da tanti anni, e la Puglia, perché il suo partner è pugliese. Purtroppo man mano che si va avanti in queste danze di coppia di tipo sportivo come facciamo noi, diventa sempre più difficile la partnership, più si cresce più difficile è. Lisa questa sera, già ho detto anche molto titolata, ha vinto più volte il campionato italiano da giovane, adesso è anche stata scelta insieme al suo partner Angelo per partecipare agli World Games, quindi diciamo scelta a titolo nazionale, ha rappresentato l'Italia ai World Games in Spagna poco tempo fa. Lei si presenta qui con un augurio che vogliamo fare a tutti per il 2022, presenta una coreografia che si intitola La Fenice e che vogliamo sia di auspicio, di buon auspicio per la fine della pandemia, e la Fenice che risorge dalle sue ceneri, e così sarà il futuro. Adesso per organizzarci al meglio io lancerei il ballo, ma magari lo facciamo vedere subito dopo la pubblicità e ritorniamo subito. Pubblicità. Non si bagna che la voglio regalare,
Che non si bagna, che la voglio regalare. Complimenti a Lisa, molto brava, molto brava. Dobbiamo muoverci con molta attenzione nel palco, nello studio, perché insomma dobbiamo rispettare le norme vigenti, però io dico la verità, siamo davvero molto felici di stare insieme a voi questa sera e portare un po' di spensieratezza anche nelle case di tanti e tanti amici del Friuli Venezia Giulia, ma non solo, perché comunque telefriuli.it è una realtà molto importante, ci seguono da tante città d'Italia e nel mondo, quindi io farei un applauso e auguri di buon anno anche a coloro che ci seguono da tanti paesi del mondo, dove magari hanno già festeggiato l'arrivo del 2022 o magari lo festeggeranno nelle prossime ore, quindi davvero grazie. Colui che continua a tenere il conto alla rovescia. 10, 9, 8, Abbiamo 7, capito che Sdrindule ti ha insegnato a contare dal 10 all'1, dopo ore e ore di lezioni. Mi sto allenando, no, per dopo. Però ce la fai ascoltare una bella canzone, Sì, Daniele dai, Bellotto? volentieri. Cosa ci fai ascoltare? Nessuno, ti giuro, nessuno. Sì, ma non farcela, Già cantala. già fatta. Finito. Ne fai un'altra o rifai questa meglio? Rifaccio questa un po' meglio, dai. Daniele Bellotto con noi. Bravo Dani! Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore che il cielo ci dà
per sempre vivrà. E nessuno, ti giuro, nessuno può darci del dono di tutta la vita, la gioia infinita che sento con te e solo con te. Sei tu, dolcissimo amore, soltanto tu, passato e avvenire. Tutto il mio mondo comincia da te, finisce con te. Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore si illuminerà l'eternità. Amore, soltanto tu, passato e avvenire. Tutto il mio mondo comincia da te, finisce con te. Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore si illuminerà l'eternità, l'eternità. Bravo Daniele! Bravo Daniele, ma che bello, che bello, che bello avere amici poi come Daniele. Con un dito schiaccio 2 tasti, non so come faccio. Pensa io col telefonino che ne schiaccio 4, meglio non mandare io non mando mai un messaggio perché non so cosa posso scrivere a chi lo mando, evito. Sarà l'età che te frega. 10! Però io lo sapevo. Facciamo un applauso a Daniele, ragazzi. Io sono fortunato ad avere amici come loro, che insomma 10-100.000 davvero è un clan di amici che si trova e ha voglia di stare in compagnia e per trasmettere questa gioia, questa allegria anche a voi. Fatemi fare subito un ringraziamento, perché anche per loro è un grande lavoro. Francesco Snidero, che è qui di fronte a me, l'operatore di fronte a me, Fabio Di Bernardo, che sta curando credo l'audio e tutto quello che serve alla regia, e poi il nostro Gian Domenico Ricci in regia. Facciamo un applauso anche a loro, perché il loro lavoro è preziosissimo, non solo oggi ma tutti i giorni dell'anno qui su Telefriuli. Guarda Daniele che vi saluta, insieme a tutto lo staff tecnico ovviamente, che andiamo a ringraziare. Bene, fate dai, alzate il volume a casa e andiamo con Paolo Angelini e Roger. Sfumiamo, perché la musica non finisce qui. Mi viene anche la rima, la musica non finisce qui, perché c'è Erika B con noi. Avete visto? Marisa, io ti suggerisco, nei prossimi corsi di Club Diamante FUG,
lui come insegnante, perché non so se hai notato l'agilità, la personalità, il modo di... guarda che roba, cioè... Trovagli una partner e siamo a posto, guarda, devi solo trovare una partner. E gay pride. Erika, buonasera innanzitutto, pronta a festeggiare il 2022 con noi? Prontissima. Ma adesso un'altra canzone, cosa ci presenti? Try di Pink. Pronti? Con noi Erika B. Sometimes I feel that it's better to never ask why. Just a couple times. Why do we fall in love so easy, even when it's not right? Where there is desire, then it's gonna be a flame. Where there is a flame, someone's bound to get burned. But just because it burns doesn't mean you're gonna die. You gotta get up and try, try, try. You gotta get up and try, try, try. Gotta get up and try, try, try. Does it make you wanna cry when you what you doing, what you doing? Are you just getting by? Tell me, are you just getting by, by, by? Where there is desire, then it's gonna be a flame. Where there is a flame, someone's bound to get burned. But just because it burns doesn't mean you're gonna die. You gotta get up and try, try, try. You gotta get up and try, try, try. Gotta get up and try, try, try. You gotta get up and try, try, try. Gotta get up and try, try, try. You gotta get up and try, try, try. Gotta get up and try, try, try. You gotta get up and try, try, try. Gotta get up and try, try, try. Grazie. Brava, Grazie. brava la nostra Erika B. Grazie. Resta qui perché adesso lanciamo la pubblicità. Fra qualche istante ritorniamo, state con noi. Al limite bevete qualcosa, mangiate qualcosa, uno spuntino. Aspettiamo insieme la mezzanotte. Pubblicità, Erika B con noi. Grazie. Che non si bagna che la voglio regalare. Che non si bagna che la voglio regalare.
andate Rambla. Weekend on a wave, yeah. It's Friday then. It's Saturday, Sunday. 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 Ma perché lavorare quando fanno tutto loro? Cioè, ma fate tutto voi, che serviamo noi? Fate tutto voi. Grazie Rambla, un applauso per loro, un applauso per loro. Allora, qui è bellissimo perché c'è un'ambientazione proprio da discoteca, nel senso che abbiamo i DJ, abbiamo le percussioni e abbiamo delle cose colorate che una volta si usavano per fare i cocktail. Si usa anche adesso, probabilmente. Però, secondo me, c'è qualcosa che ci nasconde tutto questo e ce lo farà scoprire René Magic Illusionist. A voi!
applauso per René. Vieni al centro. Ritorna tra i tuoi attrezzi. René, prego. Grazie René. Da quella parte vedo seduta con mascherina ovviamente Paola Rizzotti. Paola, come sta andando? Forse la mascherina te la puoi togliere, sei lì a distanza, vedi tu comunque, ecco, io so che vogliamo rispettare, quindi sei abbastanza distante, altrimenti tienila se preferisci. Sono isolata. Paola è precisissima in tutto questo. Senti, come si stanno comportando qua? Io mi sto divertendo tantissimo, Bene. È un capodanno diverso, è bello trascorrerlo qui a Telefriuli, però devo fare i miei complimenti personali perché Angelini e Roger due ragazzi giovani. Esatto, perché Bellotto lo conoscevamo già, Ma sì. è un po'. Lui- Sì, aspetta, hai ragione. Prima ci stavamo consultando con Daniele che noi non riuscivamo a sentire le basi di Erika. Io voglio ringraziare i nostri tecnici che sono in regia, Bravissimi. perché qui si esibiscono su base ma dal vivo. E non è facile perché ogni artista ha le sue esigenze. Facciamo un applauso ai tecnici perché state facendo davvero un lavoro straordinario e grazie. Non l'ho detto prima ma voglio dire adesso. E pensavamo con Daniele, ma sentiamo poco la base di Erika. E lui mi ha detto, ma guarda che lei ha chiesto così. Ho detto, probabilmente siamo vecchi. Ecco, il motivo del perché sentiamo poco noi era quello. E la stessa cosa però ha detto Paolo Angelini, quindi mi sa che ha lo stesso problema anche lui. Mi associo perché anch'io pensavo. Sì. Paola, 10-100.000, dal 99 siamo ancora qui a farci compagnia. Io c'ero, posso dire questa è una grande soddisfazione, è stata una bellissima esperienza e è rimasta penso nel cuore di tutti, nel cuore di chi l'ha fatta e nel cuore di chi l'ha vista. E quindi Senti, bello. abbiamo Miss Friuli Venezia Giulia che poi tra l'altro dobbiamo salutare, è Capodanno, dobbiamo lasciare giustamente alle famiglie, agli amici, noi ringraziamo tutti coloro che hanno deciso di venire qui questa sera insieme a noi, ma ti chiedo Miss Italia quest'anno, come è andata? Malgrado il momento si è comunque guarda, riusciti, abbiamo modashow.it, la tua agenzia, lo Grazie. citiamo. Beh, innanzitutto Miss in Onda qui a Telefriuli ha avuto un ottimo riscontro e quindi diciamo che questo è stata una cosa nuova, ringrazio per questo Telefriuli che ci ha permesso di farlo, però che ha avuto un grandissimo riscontro. Siamo tornati nelle piazze, questa è stata una grande cosa. E, cosa ti devo dire? Bene, guarda che risultati, guarda che Miss Friuli Venezia Giulia che abbiamo, che è veramente è una cara e brava ragazza. Poi hai Adesso è sentito tutto scrive. sospeso, ovviamente, Certo, come si adesso diceva. hai sentito che scrive. Lo sapevamo, la nostra Elisa adesso è mascherata, però lo sapevamo che ha questa interessantissima passione. Esatto, sì. Paola, grazie, magari ci risentiamo dopo per altro intervento. Grazie Paola Rizzotti, agenzia Figurati, modashow.it, grazie. ovviamente parliamo di Miss Italia, ma parliamo di tanti eventi, sfilate di moda, insomma modashow.it e Miss Italia anche molto molto altro. Ricordate qui a Telefriuli le sfilate degli abiti d'epoca, cosa davvero straordinaria. Grazie Paola. Lo vedi anche tu quello laggiù? È impossibile. Esatto, è impossibile non vederlo. Vieni. Ecco. Io, guarda, per fortuna io me ne devo andare, guarda. Sì. Guarda che roba, sembra un paracarro. Guarda come è messo. Ma cosa ti sei messo? Questa è una giacca. Posso andare? Sì. No, sta qua. È una giacca che viene dall'Australia. Me l'ha regalata la presidente del Fogolar Furlan di Sydney, la Lidia, che saluto insieme al suo marito Mario, grande amico. Guarda che vedono anche laggiù, lo so. Sì, ma in Australia è pieno di canguri, mi dicono. Sì, uno mi ha aperto le mutande e ha detto tuo figlio è morto. Ecco, punto. Sapevo questa cosa. Perciò sono orgoglioso, vedi che ci sono anche i dollari che escono qua. Sì. Ma ho visto una chitarra. Sì, è una Chi me l'ha chitarra qui. preparata? C'è una Posso chitarra- prenderla? Sì, penso di sì, e credo che sia di René, non lo so. No, Non- con la sciarpa. Che Con la chitarra ha sciarpa. con la sciarpa? Con la Ma- sciarpa, guardate, con Guarda la che- sciarpa. Si vede che che chitarra è? c'ha le corde ghiacciate. Ma sì, si vede proprio di sì. Ma René, che freddo. chitarra è sta qua? Chiamo il mago che Ma lui sa sicuro. chiama il mago René! che... René, cioè, perché qua abbiamo una... Che chitarra è questa? Una roba... Perché faceva freddo, che le corde ghiacciate sono. Te la scaldo io? Scalda lei, scaldi lei. Prova, vediamo. Senti che roba. Una chitarra magica. Qui ci vuole
scaldata. Pronti? C'è il manico un po' che slicchigna. E tu vas via senza diminuire, resta il cielo dal tuo corpo che lieta, io non hai più in noi. Io ti prego, Signore, io del mio dolore. E tu vas via, inteso come 2021, Sì, che vado fuori non dico. Beh, metto giù. Sì. Abbiamo detto che devi cantare tu una canzone. No, No, Non dovevi fare quella... No, io la faccio... Vuoi che la facciamo adesso? Io la Sì, faccio- che io voglio solo... Sto bene qua Sì. e ti accompagno. Dammi... Sì, dov'è ti do il microfono perché... Sì, è una roba che abbiamo... Io ho che- pensato una cosa, ci sono delle canzoni, no? Sì. Che dall'inizio alla fine, tieni il microfono, Sì. hanno un riff, uno strumento, come ad riff. esempio, ecco, che si ripete per tutto il tempo della canzone, no? Sì. Ad esempio, che ne so, Amarsi un po' di Lucio Battisti, c'è questo basso, no? Amarsi un po', dudun, 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 che va avanti tutto il brano così. Ci sono altre canzoni, tipo ad esempio, non so se la conosci, L'albero di 30 piani di Adriano Celentano, te la ricordi? che c'ha una... Che ha in sottofondo Sì. di continuo un trombone. Io adesso il trombone qui nella tastiera non ce l'ho e chiedo a te se Chi poteva fare il trombone visto come sono Anche- allargato? anche la stazza lo... Vede che apro Ah. che se no ti ammazzo con un bottone per poco. un bottone, siamo finiti. E allora Devo fare il basso. tu, sul serio. ecco, mi devi fare il trombone, tutta la canzone. Sì. Prova, Vai. vai. Un po' più forte. Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha conciato la metropoli, belli come noi, ben pochi sai, ce n'erano e dicevano quelli vengono dalla campagna, ma ridevano, si spanciavano, già sapevano che saremmo ben presto anche noi diventati come loro, tutti grigi come grattacieli con la faccia di cera, con la faccia di cera, è la legge di questa atmosfera che fuggire non puoi fino a quando tu vivi in città. Signori, sai, qualche volta ho perso il tempo, ma è andata bene. è andata bene. Sì. Basta il pensiero. Che c'è? Immobili, pubblicità. Torniamo subito. Oddio. Che non si bagna che la voglio regalare, che non si bagna che la voglio regalare. Noi avevamo promesso che saremmo stati qua, Prima di ripassare la parola a Sdrindule, salutiamo la nostra Miss Friuli, perché adesso, sai, deve andare a casa per la mezzanotte, e quindi Elisa Molettieri, Miss Friuli Venezia Giulia, grazie per essere... Vieni al centro della scena. Hermes, spostati. Spostiamo, almeno la mascherina la togli per il saluto, grazie. Grazie mille. Elisa, ci vediamo presto, tanto sarai protagonista, Paola te l'avrà già detto, di tante e tante serate di Miss Italia nella nostra regione come ospite, come madrina, quindi noi ti aspettiamo. Grazie e mille, complimenti buona ancora. serata. Auguroni. La vita ti sorrida sempre. Hermes, Davanti e dietro. una storia delle tue, una barzelletta delle Veloce. tue. Vai. Ma perché a Camporosso c'è sempre il sole? Tu che conosci la zona, ma perché a Camporosso? Perché noi beviamo le ombre. Quindi c'è solo il sole, dai. C'è. Ma questa è una storia. Così. E tu sai perché cosa serve il clacson? Sì, io credo di saperlo, cioè nel senso che lo so, il clacson è quel dispositivo in macchina che serve per segnalare il pericolo, no? Esatto, ecco perché suonano tutti quando si sposano. Ah,
Buona questa. Però io volevo terminare con una frase bella. Per noi genitori, Sì. la più grande soddisfazione qual è? Quando i tuoi figli ti abbracciano, pur sapendo che nelle mani non hai niente. Bella questa. Ah, ti è piaciuta? Questa mi è piaciuta. Se hai ancora un attimo di tempo, vuoi raccontare agli amici a casa di quando tu in gioventù andavi a ballare, che c'erano questi balli romantici? Quella volta sì, era bello, quando andavi... Quello alla grotta non si può raccontare. Come no? Perché no? Guarda che quella volta mi fregavano sempre l'ombrello quando pioveva, non ti ricordi? Ma sì. E andavo in bicicletta. Io mi ricordo ancora. Guarda, e mia mamma povera mi ha detto: prendi l'ombrello di tuo fratello, che è quelli moderni che ti si chiudono così diventano piccoli, lo metti nella tasca, lo copri con la giacca, balli e lo riporti a casa, perché dopo 5 ombrelli era stufo di comprarmi ombrelli. E io mi ricordo ancora la canzone che c'era alla grotta. Che canzone è questa? Sì, Monia si chiamava. Monia. Me la ricordate? Dolce amore nel mio cuore canterò. E ogni passo che facevo era una stringiude, stringevi, e si vede che lei sentiva l'ombrello e mi ha detto: lei è sempre così agitato. E io ho detto: no, solo quando piove. Mamma mia, cosa ho visto là dentro? Dai, sta calmo! Aspetta che gli do il microfono. Togli il microfono. Siediti. Paola era preoccupata. Quando hai detto cosa hai visto dietro era preoccupata. Stavo poi pensando un'altra cosa, che il prossimo spettacolo, dicerà René, io voglio che la cosa che ha fatto con la chitarra la faccia con le congas di Roger. Voglio vedere come fa a sollevare. Vabbè, dai, a parte questo. Marisa, hai visto che reazione hai suscitato in Sdrindule? Secondo me lui ha visto te. Sdrindule ha visto una fagianetta. Hai visto? Club Diamante, una fagianetta. Club Diamante FVG. Cosa ci presentate? Lisa, la fagiana. Pronta? Lisa, vai. Allontaniamoci come prima. Musica.
Bravissima! Brava Lisa! Il centro della scena è per te. Ti invitiamo ovviamente a rientrare, sai che dobbiamo mantenere distanze. Grazie, complimenti. Io vorrei ancora con noi Marisa Benes per un saluto. Vieni, poi ovviamente si avvicina la mezzanotte, sarai con noi, però mi faceva piacere prendere l'applauso anche tu, perché insomma Grazie. è grazie alla vostra maestria, alla vostra abilità che riuscite a così, ci mettono il loro talento, però il vostro insegnamento è importante per questi ragazzi e queste ragazze. Grazie. Marisa, grazie. Buon anno a tutti, grazie. Altro talento, nel senso che vai piano, talento. Daniele è una bella canzone, Sì, si avvicina alla mezzanotte, Sì. abbiamo perso il tuo conto alla rovescia, cosa ci presenti? Ti voglio bene, cioè, guardo di là, ti voglio bene, ti voglio bene. Io pensavo tu me ne volessi ancora un Sì, po', invece sì, niente. ma di questo- Daniele Bellotto, ti voglio bene, Daniele Bellotto. La mia vita è questa qua, donne, amici e volontà, al lavoro e al sacrificio ci pensiamo un po' più in là, ma da quando ci sei tu io non mi capisco più, ho lasciato l'avventura, ora preferisco te, ti voglio bene, ma tanto bene, e questa sera io te lo voglio dire, adesso che ci sei tu nei sogni miei, una dolce malattia di notte che mi fa soffrire d'amore, d'amore, d'amore. Ogni giorno a lavorare riesco pure a risparmiare, alle carte e agli amici non ci penso quasi mai, fino a quando non ti avrò, pace mai non troverò, è cambiata la mia vita, ora voglio bene a te, ti voglio bene, ma tanto bene, e questa sera io te lo voglio dire, adesso che ci sei tu nei sogni miei, una dolce malattia di notte mi fa soffrire d'amore, d'amore, d'amore. Ti voglio bene, 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 bene. Ti voglio bene, ma tanto bene, e questa sera io te lo voglio dire, adesso che ci sei tu nei sogni miei, una dolce malattia di notte mi fa soffrire d'amore, d'amore, d'amore. Bravo Daniele Bellotto con noi a Capodanno, 10, 100.000 più 22 in attesa del 2022, un po' di pubblicità, poi torniamo subito con voi. Pubblicità! Che non si bagna che la voglio regalare, che non si bagna che la voglio regalare. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu, poi d'improvviso venivo dal vento rapito
e incominciamo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh. Cantare, oh, oh, oh. Nel blu, dipinto di blu, vai, vai, vai. Felice di stare lassù, nel blu, negli occhi tuoi blu, vado avanti, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Tocca a voi, vai! Volare, oh, cantare, oh, oh, oh. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, nel blu, negli occhi tuoi blu, felice di stare lassù con te. Bravo Daniele! Che bello! Che bello! Amici, si avvicina la mezzanotte, lo so che si avvicina la mezzanotte. Allora, sapete cosa facciamo? Noi abbiamo sempre, magari chi segue 10-100.000 lo sa, ha avuto come ospite Marisa Benes, Club Diamante FVG. Ha sempre fatto conoscere attraverso questo palcoscenico dei bravissimi ballerini che spesso sono suoi allievi. Allora, sapete cosa facciamo? Provate anche voi a casa, liberate il salotto, perché abbiamo la Rambla, Rolo, abbiamo Marisa, abbiamo trovato 2 volontari, intanto che c'era la pubblicità, che seguiranno i suoi passi. Lei farà una lezione veloce di cia cia cia. Vieni Marisa, prego, avvicinati da questa parte. Spiega tu cosa farai. I 2 volontari costretti sono René Magic Illusionist e Erika B. Non è vero, si sono offerti loro. Stiamo distanti con mascherina, ragazzi, mi raccomando. Ah, va benissimo, sì, è rimasta in costumi di scena. La fagianina? Questa è un'aquila pronta a volare, altro che fagiana. Questa... allora, prima di tutto cerchiamo di sentire il ritmo del cia-cia-cia. Prego. Perfetto. Questo lo contiamo con 1, 2, 3, cia-cia-cia. 2, 3, cia-cia-cia. 2, 3, cia-cia-cia. Muoviamo gambe, cia-cia-cia. Piccolo passo. 2, 3, cia-cia-cia. 2, 3, cia-cia-cia. Possiamo rallentare, maestro, perché abbiamo un allievo che va troppo lento. Allora, invece che l'allievo che si adatta alla musica, vediamo che la musica, il ritmo si adatta all'allievo. Più lento, per favore. 1, 2, 3. Anche a casa, fatelo. 1, 2, 3. Cia cia 1, 2. Bravo, cia cia 1, 2, 3. Cia cia 1, 2, 3. Aumentiamo, vediamo se ce la fa. Ciao, 1, 2, 3. Non ce la fa. Uno bocciato. Ok, stop. Con la musica. Musica, vai Paolo. 1, 2, 3. Cia cia. 1, 2, 3. Brava. Abbiamo anche sdrindole. Indietro, avanti, indietro, avanti. Vai dietro con R. Proviamo
Grazie. Pizzica il naso. Grazie maestri, super. Dal villaggio turistico Telefriuli vi abbiamo presentato una lezione di Cia 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 di Marisa Benes e Club Diamante Fuji, grazie. Tutti mascherati ovviamente, Questo è un capodanno dove si usano usare le mascherine come a carnevale, ma insomma dai, l'importante è che ci stiamo divertendo e la stessa cosa speriamo avvenga anche a casa vostra. Hermes Sdrindule, ce l'hai una delle tue cose non velocissime, ma veloce. belle. Belle sono tutte le tue. No, non barzelletta. Sì, No, frase bella. Quello che vuoi. Guarda, l'amico Guarda lì. è come lo specchio, è come l'ombra. Perché l'amico vero, come lo specchio, non mente. L'amico vero come ombra ti segue sempre. Vedete, a noi piace Sdrindule per questo, perché fa sorridere, fa pensare. Sai Sdrindule che si sta avvicinando la mezzanotte, allora sai cosa facciamo? Faccio piangere. Puoi accomodarti, dai, vai, accomodati, io sto Ricordati distante. che io ho messo su pancia, a parte che un comico senza pancia, come ha detto il mio amico Roger, è un cielo senza stelle. Ma io ho messo su pancia per solidarietà. In che senso? Perfetto. Aspetta. Sì, In che senso solidarietà? Ho dato un tetto a un disoccupato. Ma ecco, è la solidarietà. Ragazzi, che ne dite? Visto che ci sta avvicinando la mezzanotte, vi anticipo subito che fra un po' ci sarà un po' di pubblicità. Ma Rambla, Paolo Angelini, Roger, DJ, vai. Ancora un po' di musica in attesa della mezzanotte. Preparatevi, perché quando poi rientreremo andremo a festeggiare, abbiamo pronte le bottiglie per il brindisi e poi questo studio diventerà una discoteca dove noi ovviamente ci siamo esibiti adesso per un po', non potremo farlo dopo, però insomma anche voi a casa potrete ballare. Rambla, Roger e Paolo Angelini. Oh my God. Pubblicità e poi la festa continua qui su Telefriuli 10.100.000 speciale Capodanno. Pubblicità, restate con noi. Che non si bagna che la voglio regalare, che non si bagna che la voglio regalare. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no verá.
scatenati questi. Questi sono scatenati. Non sbattere. Allora, sfumiamo. Io l'ho detto che eravamo pronti per festeggiare insieme a voi. La mezzanotte è vicinissima, a questo punto insieme andremo a fare il conto alla rovescia. Io vedo già pronto Alessandro, René Magic Illusionist con la sua bottiglia, vedo pronto anche Daniele. Mi raccomandavo con Daniele di non muoverla troppo la bottiglia, perché magari lo studio ha delle strumentazioni delicate. Vorrei mai che Paola Rizzotti poi ti avvicini qui, abbiamo tutto il gruppo, poi ovviamente loro passeranno davanti alla telecamera per fare un cin e quindi sarà l'occasione per presentare questo gruppo di amici straordinario che questa sera ha voluto passare la serata di Capodanno insieme a voi. Amici, il 2021 sta terminando e siamo pronti ad accogliere questo 2022 con tanta festa e allegria. Vi ricordo che dopo il brindisi qui partiranno i DJ e andranno avanti fino al termine della trasmissione, quindi ripeto, a casa questa trasmissione, questo 10-100.000 speciale Capodanno fatto anche per ascoltare. Mi dicono che sì, c'è, la regia mi è arrivato il conto alla rovescia, quindi mancano 52 secondi in questo momento all'arrivo del 2022. Un abbraccio a tutti quanti voi che ci avete seguito, ai vostri amici, ai vostri parenti, a tutte le persone che in questo momento stanno aspettando con grande attesa tutto il 2022. Pronti? 39 secondi, ci siamo ragazzi, pronto con la... Cominciate a scartarla ragazzi, cominciate a scartarla, 33 secondi, 31 secondi, 30 secondi. Siamo pronti, un po' di musica, vai, un po' di musica in sottofondo, 23. Un abbraccio a tutti coloro che ci stanno seguendo, tutti coloro che stanno festeggiando insieme a noi questo Capodanno. Stiamo salutando il 2021, mancano 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buon 2022 a tutti! Buon 2000, vai Paola con i bicchieri, Buon 2022 a tutti, questo me lo tengo per ricordo. Buon 2022 a tutti. Vai Roger, vai Paolo, arriva anche per voi, Ce l'ha un bicchiere bellotto? Arriva. Amici, auguri a tutti quanti voi, auguri davvero a tutti coloro che sono a casa, che stanno festeggiando. Ah, ci sei! Io con la bottiglia in mano, ragazzi, spostatevi di qua. Amici, di qua ragazzi, venite con le mascherine, ma stiamo qui al centro. Con la mascherina possiamo farlo e io questo saluto lo facciamo anche a coloro che magari questa sera stanno lavorando, come i nostri tecnici, Francesco Snidero qui di fronte a noi, grazie Francesco, auguri anche a voi, Fabio Di Bernardo che è stato magistrale ovviamente nel gestire tutta la parte audio e ovviamente Gian Domenico Ricci in regia. Sentite, uno alla volta, perché non andate davanti alla telecamera? Paola Rizzotti, parte Paola Rizzotti. Eccola qui, poi abbiamo Marisa Benes, Club Diamante FVG di fronte alla telecamera. Lisa, ci è tornata a trovare Lisa, grandissima la nostra Lisa. Poi abbiamo Erika B che ci ha deliziato con le sue canzoni, la sua voce, grazie. Roger DJ Rambla con le sue percussioni e poi colui che ha fatto sparire e apparire tutto quanto, compresa la bottiglia, René Magic Illusionist. Paolo Angelini. Vai Paolo, vai. E poi abbiamo Daniele Bellotto. Vai. E quindi Strindule. E permettetemi un cin cin anche da parte mia a tutti quanti voi, grazie ovviamente a tutto lo staff di Telefriuli, a Media Friuli, un ringraziamento particolare lo voglio fare a Alessandra Salvatori, la direttrice e l'amministratore delegato Alfonso Di Leva per averci dato fiducia anche quest'anno, ma soprattutto grazie a voi che ci avete seguito con tanta simpatia, ma la serata non è finita perché ve l'avevo promesso, qui sarebbe diventata una discoteca, noi non possiamo ballare ma voi a casa sì, alzate il volume della televisione perché adesso il 2022 è davvero iniziato. Auguri a tutti, Paolo Angelini, Roger in postazione, i nostri amici qui sono pronti per
muoversi in qualche modo, distanziati, ritornate in postazione, grazie, non mi fate arrabbiare. Mi sento un po' il maestro che deve sistemare gli allievi nei loro banchi, però insomma rispettiamo le norme, è giusto farlo e cerchiamo di farlo nella maniera migliore. Grazie, grazie amici. Vai, musica! Come vi avevo promesso. Capodanno 2021-2022. Tele Friuli, una serata di festa e un po' di allegria per voi. Na strada upa prawa i prawda, Wisi cosa mais linda, upa negri começado a andar, começado a andar, começado a andar.
dobbiamo sfumare. René, lo vedo qui apparso da dietro la console. Paolo Angelini, un applauso per Paolo, grazie. Insieme a Roger formano la Rambla. Poi abbiamo avuto con noi Daniele Bellotto, io vado in ordine per come li sto guardando, Marisa Benes, è arrivato già Hermes che sta tornando a casa di corsa Sdrindule. Poi abbiamo con noi Erika B, Paola Rizzotti, grazie ancora a Francesco Snidero, Gian Domenico Ricci e Fabio Di Bernardo che hanno curato la parte tecnica. Grazie a voi per averci seguito con tanta simpatia. Ancora una volta buon 2022. Grazie a Telefriuli, grazie a coloro che ci hanno seguito su Telefriuli, grazie a coloro che ci hanno seguito ovviamente su telefriuli.it e so che siete sempre così tanti. Grazie, auguri ancora da parte nostra. Avete un'ultima cosa finale? Adesso è finito. Buon 2022, ciao amici, alla prossima, un saluto, vai, ciao, altrimenti non si finisce più. Ciao, grazie a voi, grazie, ciao. Quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna e bada ben che non si bagna, che la voglio regalare